Claudio Palmarucci presenta alla Mostra di Sarmede le immagini realizzate per l'Isola delle Ombre. Sono illustrazioni tratte da questo libro, edito da Orecchio Acerbo nel 2021. Il racconto è di Davide Calì. È un libro che parla di estinzione delle specie, ma in realtà non è un libro di divulgazione, è un viaggio onirico che tratta anche, diciamo, dell'attuale urgente questione dell'estinzione delle specie, e per questa ragione mi ha richiesto un doppio approccio, uno più scientifico, in cui insomma ho dovuto approfondire la questione, appunto, anche attraverso il sito dell'IUCN, capire quali sono le specie estinte, che poi sono estinte a rischio di estinzione o che hanno una vulnerabilità, che poi ho scoperto essere moltissime, e un altro tipo di approccio invece in cui mi sono un po' ho seguito la storia, e il protagonista della storia è il dottor Wallaby, che va a caccia di incubi e brutti sogni, e moltissime specie animali si rivolgono a lui per liberarsi da questi incubi, e lui ha sempre una soluzione, ma non trova una soluzione quando arriva da lui, almeno non immediatamente, quando arriva da lui il tilacino, che è la tigre della Tasmania, che è questo animale che si è estinto, mi pare l'ultimo esemplare sia morto nel 1936, e quindi insomma poi la storia va avanti. Con la tecnica stratificazioni cromatiche questo libro è anche il racconto di una lunga esecuzione che passa attraverso il terremoto del 2016 e la pandemia. Un libro a cui ho lavorato per molto tempo, stavo facendo lo storyboard proprio in quell'anno e ho poi dovuto interrompere perché io vivo nelle Marche e in quell'anno è stato fortemente colpita la zona dal terremoto, e quindi ho dovuto sospendere per un po' di tempo. Poi ho lavorato a un altro libro che è Marie Curie e l'ho ripreso negli anni della pandemia, e ovviamente tutti questi eventi hanno anche profondamente condizionato, credo, l'immaginario, la resa delle immagini. Alcune l'ho poi sostituite, anche condizionata da alcuni accadimenti, come per esempio gli incendi che hanno colpito l'Australia in quel periodo 2019-2020, mi sembra, perché poi stavo disegnando in effetti tante specie australiane, no? E nel frattempo le vedevo ai notiziari in quella situazione terribile. La sua importante esperienza qui a Sarmede si declina anche nel laboratorio. Farò anche dei laboratori legati al libro, all'Isola delle Ombre, e sono dei laboratori in cui propongo l'utilizzo del collage, cioè ci sono questi frammenti di opere tratte dalla storia dell'arte o anche dall'illustrazione scientifica, che i partecipanti del laboratorio vanno a ricomporre col fine di creare poi i loro incubi, i brutti sogni. È interessante il collage perché si vanno appunto a prelevare dei frammenti senza conoscere bene quello che poi sarà il risultato finale, e quindi c'è forse una parte di inconscio che agisce nella realizzazione dell'immagine, e spero andrà bene.